Continuiamo a parlare quindi di prodotti estivi, di frutta estiva. Ci siamo trasferiti a Castelfranco Emilia. Vedete, questa è una serra con delle fragole con una coltivazione particolare. Ne parliamo con il titolare di questa azienda, che è Elisa Neri, che in questo momento sta raccogliendo appunto queste fragole molto comodamente rispetto a quelle che sono le coltivazioni tradizionali a terra. Buongiorno Elisa. Allora, raccontaci un po' innanzitutto le caratteristiche di questo impianto. Vedo che ci sono tantissime fragole già mature e crescono praticamente in questi, io li chiamo sacchetti impropriamente. Cosa sono? No, sono veramente dei sacchetti pieni di un terriccio torvo, comunemente usato anche per i fiori, però questo è più specifico per le piante orticole. E niente, vengono fatti dei fori nel sacchetto e vengono piantate le piantine nel periodo di agosto, luglio. E vengono a maturazione l'anno successivo quando? Verso maggio. Quindi adesso siamo all'inizio della raccolta. Si può dire, calcolando anche che la stagione non è stata proprio una delle migliori? Molto favorevoli, infatti. Abbiamo incominciato anche leggermente avanti rispetto ai tempi previsti di raccolta come gli altri anni. Facilitata di quanti giorni, grosso modo? Una settimana o due. Questi sacchetti, diciamo che c'è dentro questo substrato, lo chiamo così, e vengono alimentati e irrigati con questi tubicini dove scorre. Ecco qua, sono diciamo questi tubicini all'interno dei quali scorre acqua e anche nutrimento per fare in modo che appunto le fragole crescano, quindi concimi in sostanza, e si fa questa fertirrigazione. Da quanti anni è che tu hai intrapreso questa attività, tu e i tuoi fratelli? Perché la vostra è un'azienda agricola dove ci sono i fratelli, voi fate anche vendita diretta, avete tanti altri ortaggi, questa è una delle vostre, diciamo, produzioni, ma ce ne sono altre. Allora, noi partiamo più che altro con le fragole e ci eravamo impostati sulle fragole. Ci è stata proposta questa nuova coltivazione, i miei fratelli si sono visti un po' presi e allora ci siamo imbattuti in questa nuova esperienza. Devo dire che in questi anni di prova stiamo ancora provando. È ancora in fase sperimentale dal punto di vista del reddito, tu dici? Reddito, ma anche tipo di produzione. Elisa, qual è la caratteristica di questa fragola? Questa è una fragola rifiorente che praticamente continua a fare per tutto l'anno la produzione, però siamo in una posizione un po' svantaggiata perché essendoci molto caldo d'estate facciamo fatica ad avere del prodotto, le piante collassano e quindi a giugno, fine giugno ci fermiamo. Questo è stato un investimento importante perché questa è una serra abbastanza grande, a occhio e croce circa 1500 metri quadrati, insomma mi confermi questa cifra. E quindi insomma è chiaro che è un investimento che va ammortizzato negli anni. Negli anni sì, stiamo ancora cercando di ammortizzare. Abbiamo iniziato nel 2006, siamo partiti a testa alta, però vedremo se continueremo a farlo. Ecco, intanto ci spostiamo magari un po' lungo queste corsie che sono anche una bella macchia di colore perché verde e rosso effettivamente è molto suggestivo. Devo dire che si sente anche un profumo delicatissimo, quindi è una caratteristica di questa fragola che si chiama? Mara de Bois, è una varietà che è stata incrociata con le fragole di bosco, però ha la pezzatura delle fragole normali. Non sono quelle fragole enormi, giganti, che sono poi il frutto della prima fioritura, però è una fragola buona, consistente. Quindi le caratteristiche organolettiche sono quelle della fragolina di bosco. Ecco, mi dicevi prima che ci sono, quest'anno causa appunto questo clima un po' particolare, ce ne sono parecchie, adesso io credo di individuarne una, che hanno questa caratteristica, sono deformate. È solo diciamo, un aspetto visivo, ma la qualità organolettica in questo caso non cambia?
No, in quella lì non cambia, se vai invece a prendere quelle più piccoline, cambia, perché ci mangi poco. Ecco, allora magari facciamo inquadrare questa piccola fragolina che ha già queste dimensioni della vera fragolina di bosco, grosso modo questa. Che però sì, da un punto di vista commerciale non è valida. Messa a confronti invece con una di pestatura più grande che ovviamente ha delle dimensioni completamente diverse. Ecco, qui deve essere sempre in funzione l'impianto irriguo perché naturalmente avendo pochissimo diciamo, terreno ha bisogno di essere irrigato continuamente, quindi c'è un sistema di irrigazione che consente di erogare acqua sistematicamente, insomma. Abbiamo fatto una centralina elettrica che ogni ora fa partire per 5 minuti, o 3 o 5 minuti di irrigazione per alcuni momenti anche con le concime. E quindi c'è un sistema che controlla quando la pianta o quando il terreno diventa arido. Ci pensa mio fratello a riempire le vasche apposta, poi tutti i giorni, a ogni ora, ogni 3 minuti o ogni ora per 3-5 minuti viene aperta l'irrigazione, elettricamente, automaticamente. Ecco, la raccolta vi impegna quanto tempo nel giorno? Cioè, quindi è un passaggio che va fatto praticamente tutti i giorni questo, per vedere, perché ogni giorno c'è sempre un grado di maturazione in più. Sì, però per avere una certa raccolta durante la giornata, tipo oggi siamo riusciti a passare 3-4 file, ieri ne abbiamo passate altre 4-5 perché eravamo nell'altra varietà, che era un'altra varietà che è diversa da questa, e dopo man mano andiamo avanti. Tutto abbastanza comodamente, devo dire, perché ce n'è una ad un'altezza, diciamo, degli occhi e un'altra, insomma, un po' più bassa, però, insomma, si fa... Però sai. Sì, in effetti, io ho banalizzato, effettivamente, ma poi restare sul campo tutto il giorno... La prima volta sembra comodo, però man mano che passano i giorni, che raccogli, sei sempre lì. Ma chissà perché, Anche così. è vero, chissà perché però siamo legati sempre a quell'immagine delle fragole a terra che effettivamente sono un po' più difficoltose da raccogliere. Queste hanno certo c'è un'agevolazione in più, anche se comunque l'investimento è completamente diverso. Molto, sì. C'è stato subito un investimento maggiore all'inizio, però adesso man mano che vai avanti devi solo cambiare i sacchetti o fare le concimazioni, mentre nelle colture a terra sei sempre lì che cambi la pacciamatura, i tunnel, il telo del tunnel e le piante, sono costi diversi. La vostra è un'azienda ad indirizzo orticolo-frutticolo, quindi questa è una parte della vostra attività. Quali sono gli altri settori che voi sviluppate all'interno dell'azienda? Allora partiamo in primavera con gli asparagi, poi iniziamo con le fragole e subito con anche le zucchine, poi man mano che si va avanti i cocomeri, i meloni, una volta avevamo anche i pomodori ma adesso non li mettiamo. Quindi prevalentemente orticolo. Esatto. E l'attività di vendita diretta, insomma voi siete anche vicino a un centro abitato, quindi conoscono questa vostra attività, quanto incide rispetto insomma, ai volumi di vendita che voi effettuate? Una parte, una minima parte, perché Il resto? il nostro punto vendita maggiore è all'ingrosso con i bottegai, i grossisti. Quindi voi rifornite direttamente i negozi? Ne riforniamo direttamente ai negozi e poi in alcune giornate c'è anche lì la vendita diretta al pubblico privato e anche lì ha una mano in più. Ci siamo trasferiti in un'altra serra, qua vediamo un piano solo, questa è anche un'altra varietà, Elisa.
Esatto, una varietà normalissima di quelle coltivate anche a terra, che però l'abbiamo fatto nello stesso sistema della serra. E questo insomma anche qui insomma, sono più diciamo ergonomiche dal punto di vista diciamo della raccolta. In teoria sì, però adesso vedremo come andrà la raccolta, perché Queste sono un po' più diciamo acerbe perché è comunque una varietà che matura più tardi. no, non è una varietà che matura più tardi, è solo che in questa posizione, avendo lasciato il tunnel aperto, è venuta apposta matura più tardi, Quindi voi per avere uno slittamento della maturazione della fragola più avanti. per avere una maturazione scalare, voi avete, insomma, siete voi che gestite, diciamo, cercate di controllare la maturazione perché altrimenti se arrivano mature tutte in un momento diventa impegnativo dopo per la raccolta e anche per la commercializzazione. Esatto, che è molto più brigosa che la raccolta, la vendita. Ecco, il mercato com'è adesso di questo prodotto? Il mercato, a seconda del prodotto che uno ha, è buono, ma non abbastanza. Questo momento particolare di crisi dei consumi si sente anche per un produttore che fa anche vendita diretta e quindi ha accorciato in un certo modo la filiera. Si sente, si sente. Ci mancano i compratori. Il prodotto c'è, è buono, però manca la gente che compra. Bene, abbiamo visto anche questa particolarissima produzione in queste zone che sono vocate più a produzioni frutticole piuttosto che orticole come la fragola. Ringraziamo Elise che ci ha illustrato appunto come avviene questa produzione e vi do appuntamento alla prossima settimana sempre a cielo aperto. Chi volesse rivedere questa puntata può andare sul sito aceloaperto.com o seguirci sulla pagina Facebook. Arrivederci.